Buonasera da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo ancora una volta al Museo regionale della bonifica di Cavendramin per questa settimana della sostenibilità. E in questo contesto oggi si è tenuta la sessione Gestione integrata delle risorse idriche e sfide di sostenibilità per i consorzi di bonifica del Veneto. Oltre agli interventi di Adriano Tugnolo, presidente del Consorzio di Bonifica Delta del Po, di Roberto Branco, presidente del Consorzio di Bonifica Adige Po, di Giancarlo Mantovani, direttore dei due consorzi, e di Francesco Cazzaro, presidente Ambi Veneto, interessanti le relazioni tecniche sul cambiamento climatico ed agrosistemi, gestione sostenibile della risorsa idrica, di Filippo Moretto, del Centro Studi Ambi Veneto, e l'intervento di Elvise Fiume, I4 Consulting, sull'agrosistema e i servizi ecosistematici del Veneto. In particolare il dottor Moretto ha presentato il progetto regionale di bacini in cui invasare la risorsa idrica ad uso irriguo ed ecosistematico, con cave dismesse dell'alta pianura non in falda, con cave dismesse della media pianura in falda, da destinare all'accumulo per risorsa idrica, con nuovi bacini di accumulo da realizzare da destinare all'accumulo della risorsa idrica al fine di soddisfare esigenze di carattere irriguo consortile, con bacini di invaso a duplice funzione, da realizzare nella bassa pianura, quindi che coinvolge il territorio del Basso Polesine, al fine di soddisfare esigenze di carattere irriguo, consortile e di sicurezza idraulica, con bacini comiziali di impianti irrigui a espansione accoppiati a parziale riconversione irrigua e con aree di infiltrazione in falda,